Si è concluso con ottimi risultati il corso di istruttore di padel di primo livello che si è svolto ad Agrigento, organizzato dal settore padel del nostro comitato provinciale ASI di Agrigento. Dante Lucchetti, uno dei pionieri di questo sport in Italia, è stato per 3 giorni al Dalli Cardillo Padel Club con 8 allievi provenienti da ogni parte della Sicilia. Argentino di nascita e poi trapiantato in Italia, vincitore del Master Series di Roma nel 2011 e terzo ai campionati europei del 2006 con i colori della nazionale italiana. Lucchetti continua a diffondere la Modern Padel Methodology ovunque per fare crescere nuovi talenti e formare allenatori. Felice perché vedo un gruppo che ha un grande impegno, un gruppo che sta mettendo una grande voglia di migliorare e che crede in la ASI e tutto quello che stiamo lavorando per fare promuovere il padel e farlo crescere. Soddisfazione per l'ottima riuscita del corso è stata espressa da Mario Cucchiara, presidente del comitato ASI di Agrigento, e Francesco Alfano, responsabile regionale del settore padel e tennis Sicilia. Ai partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione per il rilascio del diploma di istruttore di primo livello. Dovranno superare nei prossimi mesi un esame pratico e teorico. Soddisfatto il responsabile della Regione Sicilia Padel e Tennis, Francesco Alfano. Ci riteniamo molto soddisfatti, il corso è andato bene, i partecipanti sono rimasti soddisfatti, la loro crescita è stata esponenziale, la collaborazione con il grande maestro Dante Lucchetti è sempre più forte, il suo attaccamento a questo gioco, a questa disciplina è fondamentale, la sua passione ci spinge ancora di più a continuare a fare questi corsi di formazione. Le nostre attività continueranno, abbiamo da poco concluso la fase finale Silver della Championship primaverile, poi l'estate ci siamo fermati per motivi organizzativi, quindi l'abbiamo ripresa. Adesso stiamo programmando di nuovo la Championship, che è una manifestazione a squadre fra circoli invernale, poi faremo l'Asi Padel Tour, che saranno dei tornei itineranti nei circoli affiliati. I nostri circoli crescono e quindi il comitato agrigentino e anche e soprattutto il comitato regionale, cui sono il responsabile, cresce a vista d'occhio. Siamo veramente contenti del lavoro che stiamo svolgendo e piano piano i frutti e i risultati stanno arrivando.